Benvenuti amici ed amiche di Bepi TV e bentornati al nostro format, al format del giovedì sera, il format che vuole dare credito ai giocatori e agli allenatori, cioè chi compone questa categoria. Bentrovati alla puntata numero 10 di Calcio Vero, 10 il numero poi d'eccellenza per il campo da calcio, per i giocatori, e perciò anche oggi poi con gli ospiti in realtà ci siamo superati e i numeri sono di quel livello lì. Di conseguenza però prima di tutto oggi mi vedete in una postazione diversa, una posizione diversa dal solito. Perché non abbiamo l'ospite a fianco, siamo io, però non sono solo nel mio percorso, perché oltre agli ospiti che arriveranno nel corso della nostra oretta assieme c'è anche il solito regista che abbiamo qua alla mia destra. Stiamo parlando di Jacopo. Ciao Jacopo, come va? Tutto bene? Ciao Nicola, grazie. Oggi nessun paragone, però vedo che... No, in realtà ce l'ho, però sta arrivando. No, però volevo dirti, vedo che dopo 10 puntate un po' acciaccato e ti sei voluto sedere. No, beh, io inizio ad avere anche la mia età, ragazzi. Certo. Anche per i spettatori. Comunque sei più vecchio di 10 puntate rispetto a quando abbiamo iniziato. Che 10 puntate sono 10 settimane. Sono 2 mesi comunque, e mezzo, insomma. Da qua a fine anno, se poi continuiamo di andiamo di sto passo. La diretta sdraiato, facciamo. morto. Direttamente dal letto d'ospedale. Vabbè, detto questo, era il nostro regista Jacopo già pronto per bacchettarci se non andiamo a rispettare i canonici tempi, stile maestra anni 70-80, con la bacchetta sulle nocche, ecco. Però è già pronto Jacopo. Ma spero non sia questo il caso, perché noi siamo molto ligi, non come succede lunedì sera molto spesso. Detto questo, ora possiamo andare invece a iniziare a snocciolare quelli che sono poi i dati importanti. Finalmente torniamo a prendere ospiti del girone D e girone B, visto che le ultime puntate erano state un po' troppo spostate o da una parte o dall'altra. Oggi abbiamo tutti e due i gironi e li trattiamo con il dovuto tempo e con la dovuta attenzione. Partiamo però dalla classifica del girone D, che poi sarà anche quella del nostro primo ospite e del nostro focus, perché oggi tornano anche i celebri focus che tanto bene hanno portato agli attaccanti, che ancora adesso mi ringraziano, invece non ho mai ringraziato nessuno. Pistoiese prima, quota 27, poi Prosesto e Lentigione con 26 punti, Desenzano 25, Piacenza, Cittadella Vismodena 23, Pro Palazzolo e Crema 19, San Giuliano City 18, con la Rovato Vertovese stessa quota, stessa lunghezza, Sant'Angelo 17, Correggese 15 con Imolese, Sasso Marconi 14, Progresso 10, Tropical Coreano Trevigliese 9, chiude il tutto poi a 4 punti. Iniziano ad essere diversi quelli di ritardo poi per la squadra, diciamo in questo caso che stiamo parlando della squadra toscana. Andando poi a vedere la classifica, sorprende comunque che per il momento sono tutte, almeno tutte, sta rispettando un po' le gerarchie, chi un po' più giù, chi un po' più su, però noi ci siamo dati un attimo, io e Jacopo in regia, ci siamo dati un attimo per iniziare a snocciolare il primo focus, cioè quello che riguarda le situazioni in svantaggio delle squadre. Al momento, quali sono le squadre che poi si trovano ad inseguire più delle altre nel corso della loro sfida? Al momento quella che sorprende più di tutti è senza ombra di dubbio il Piacenza. Infatti si può notare da questo grafico come per ben 219 minuti totali e una volta in più delle altre squadre osservate, il Piacenza ad oggi va in svantaggio. Un dato importante, perché poi trovarsi a inseguire tutta la partita tendenzialmente non è mai facile, e poi ci sono state anche partite in cui è praticamente inseguito dall'inizio alla fine, come i 74 minuti che vediamo nell'elenco. È logico che l'affronto va fatto sia con la Pistoiese e il Desenzano, perché sono le squadre con cui poi il Piacenza lotta a tutti gli effetti per la vittoria finale del campionato. Poi logico, abbiamo la Pistoiese che sta facendo un campionato praticamente perfetto, infatti sono solo 76 i minuti in svantaggio, che poi è un dato molto inflazionato dopo l'ultima partita contro il Crema, in cui è stato in svantaggio per quasi un tempo, dopo il gol di Recino fino al colpo di testa del pareggio. Sono stati quei 40 minuti che sicuramente hanno influenzato, però se no il dato sarebbe stato quasi nullo praticamente. E invece poi c'è il Desenzano che è stato in svantaggio qualche minuto in più, soprattutto a inizio campionato, proprio dovuto alla sconfitta col Piacenza e anche poi al pareggio con la Pro Palazzolo, che è arrivato dopo diversi minuti in svantaggio dopo il gol di Capone. Però sono comunque 144 minuti. Il dato che poi sorprende in relazione è quello della Pro Palazzolo, che quest'anno abbiamo detto squadra che fa un campionato sì da playoff, ma non una squadra che punta al primissimo posto,
ma sono comunque 153 minuti totali, molti meno rispetto a Piacenza. Questa potrebbe essere poi proprio una chiave di lettura sul perché il Piacenza al momento stia faticando così tanto. E infatti io passo al mio regista e chiedo al volo, Jacopo, infatti anche tu cosa ne pensi al momento e quanto pensi poi possa influenzare anche questo dato, e quando io ho sentito settimana scorsa Puzzolo dire che c'è ancora qualcosa da sistemare anche proprio dal punto di vista del gioco e dell'amministrazione delle partite, magari una di quelle tante cose a cui si riferiva poteva essere proprio questa. Assolutamente, perché poi ti aggiungo anche un dato che si vede da questa grafica qua, che la Pistoiese, il massimo minutaggio in svantaggio sono stati per esempio 40 minuti, il Desenzano 67 minuti e mai più di poco più di mezz'ora. Il Piacenza invece 51 minuti, 74 minuti, 63 minuti, insomma sono più di metà partita in svantaggio in questo tipo di situazioni. Ho guardato anche poi un po' i gol presi, come sono stati presi. Arrivano per esempio, ho visto che ha preso molti gol di testa, qualche gol anche da lanci lunghi su qualche ripartenza, quindi magari un po' di disattenzione poi ti può mettere in una condizione di partita che devi rincorrere e non è mai facile contro squadre che poi sono lì piazzate che ti aspettano e si difendono bene. No, infatti poi partire sotto tendenzialmente non aiuta, e soprattutto diciamo partire sotto quando le squadre già giocano contro il Piacenza gli fai un gran favore in realtà, perché gli dà la possibilità di mettersi dietro, fare la loro partita tranquilla. È chiaro che se vado in svantaggio e posso portare a casa un punto con il Piacenza, faccio la lotta per portare a casa un punto. Infatti, certo. guadagnato, poi è logico, è una cosa che si va a ripercorrere, infatti secondo me è proprio su quello che deve lavorare il Piacenza, oltre che abbiamo già parlato, secondo me è un po' anche diciamo la qualità offensiva, ma non nei singoli, perché qualitativamente i singoli del Piacenza sono praticamente senza senso, sono giocatori di assoluto spessore dalla cintola in su, non praticamente tutta gente che ha giocato nei professionisti o chi non l'ha fatto ha sempre fatto campionati più che di livello in Serie D, ma nelle gerarchie, ecco. Poi ora si parlava di Quaggio, ora Jacopo non so che non sei tu diciamo l'opinionista, però anche l'innesto di Quaggio, anche se al momento non sono ancora vicinissime le parti, come pensi possa sicuramente è un segnale che qualcosa da sistemare ci sarà, perché altrimenti non si fanno operazioni del genere, per quello che penso io. Ti aggiungo un dato sempre sul Piacenza che riguarda appunto i gol presi. Il Piacenza ha preso 16 gol in 13 partite giocate, stiamo parlando di più di un gol di media a partita, che insomma per ambire a vincere al bottino pieno del campionato inizia a essere un po' troppo. Anche perché sono 7 in più della Pistoiese, perciò esatto, no, di più, perché la Pistoiese ne ha presi 9, sì, però tipo la Lentigione, che è la miglior difesa, ne ha presi 7 addirittura, infatti, sono pochi, però 16 sono un po' troppi. Di conseguenza poi se inizia a concedere così tanto di essere praticamente perfetto dall'altra parte. Magari Quaggio lo stanno prendendo per metterlo in difesa, che ne sai. Per difendere sui piazzati, abbiamo detto, abbiamo presi tanti sui piazzati, sarebbe comunque un qualcosa in più. E tra parentesi abbiamo visto i dati degli svantaggi, ma qual è poi, se andiamo ad analizzare nel dettaglio, la squadra che è stata meno tempo in svantaggio ad oggi? La squadra che è stata meno tempo in svantaggio poi paradossalmente è la Pro Sesto, che è anche protagonista nel corso di questa puntata, visto che iniziano a dare lo spoiler, il primo dei nostri ospiti sarà Alessandro Maspero, ex Folgore Caratese e attualmente fulcro del centrocampo della Pro Sesto. Squadra che però per il momento solo 63 minuti ha passato in svantaggio, una squadra che cerca di imprendere il gioco, dominarlo, gestire il pallone, e infatti l'unica partita che poi è il grande rammarico fino adesso di questo inizio di stagione per la Pro Sesto è quella contro il Sasso Marconi, sfida in cui effettivamente la squadra ha sofferto e ha perso 2-0, una partita comunque complessa, ma anche sia mister Angelotti che il direttore Scandolo hanno ripetuto più volte essere un po', diciamo, l'unica nota dolente di questo inizio di campionato, che è sicuramente positivo. Abbiamo detto 63 minuti nel complesso, che sono semplicemente quella partita più recuperi vari. E detto questo, però, la Pro Sesto invece un campionato che sta sorprendendo, è proprio quello il motivo per cui abbiamo scelto Maspero, perché sorprende la cintola, secondo me, di centrocampo, una cintola ben rodata, perché sono lui e Pedone, sono due centrali di centrocampo che sono esperti, che hanno molta esperienza in categoria e soprattutto che attualmente sono la seconda stagione insieme. E quanto può aiutare proprio questo dettaglio, essere assieme effettivamente in queste situazioni, poi avere sulle spalle inizia a essere ora una quarantina, una cinquantina di partite assieme, rispetto alla Serie D che tende a macinare un po' i giocatori, a cambiarli con grande continuità.
invece in questo caso dare continuità in senso opposto, nel senso essere sempre gli stessi, sicuramente dà un aiuto. Una delle grandi note, diciamo, dopo che abbiamo avuto anche Stefanoni, un'altra delle grandi note, e dopo che secondo me in un modo o nell'altro riusciremo a portarlo, già mi porta avanti anche Banfi, la punta che si sta mettendo in grande mostra. Sono già 6 gol e 2 assist, perciò alla fine sono questi 4 insieme, come abbiamo detto anche Mapelli dell'ex Varesina, con cui abbiamo parlato anche con il direttore Scandalo la settimana scorsa, sono un po' questi il fulcro della Prosesto, che tanto bene sta facendo. Scendiamo un po' più nel dettaglio e iniziamo a vedere anche per quale motivo quest'oggi è stato scelto Alessandro Maspero come primo ospite. Il dettaglio che sicuramente fa la differenza sono gli assist, perché sono 5 assist in 13 presenze, classe 1997, 1167 minuti giocati, praticamente sempre presente. Fino adesso ha saltato 3 minuti in tutto il campionato, e dopo gli verrà chiesto anche quanto li brucia aver saltato solo 3 minuti in tutto il campionato. E questo dettaglio importante secondo me da sottolineare, i 5 assist, perché fino adesso erano 15 gli assist prima di questa stagione, quest'anno si sta superando, e poi iniziamo a vedere anche per quale motivo, perché gli assist arrivano sì da calcio piazzato, che come in questo caso qua col Desenzano, palla perfetta al centro, anche qua palla perfetta al centro, e quando poi arrivano questi, diciamo, cioccolatini diventano facili per la difesa da scartare, poi scusate, per l'attacco da scartare, per i difensori che vanno a salire da scartare e mettere dentro, ma soprattutto gli assist da genio quasi si può dire, perché poi è quello che secondo me ha migliorato tantissimo il centrocampista. In questo caso passaggio perfetto, taglia la difesa castellanzese, qua apertura macroscopica che porta poi alla rete, e questo è l'ultimo invece che secondo me è un colpo di genio, perché poi palla messa subito a terra, battere veloce, in questo caso andare a pescare il terzino che era già partito, magari una cosa anche provata, per carità, perché poi è molto simile in realtà l'assist con la castellanzese che abbiamo appena rivisto, anche se è all'altro lato, però farla, ecco, serve un determinato piede, e Maspero sta facendo capire di averlo. Questo aiuta tanto anche, poi in realtà il numero sugli assist è cambiato tanto anche perché prima sempre lottato con squadre di medio-bassa classifica, ora invece ha fatto il glow up, si può dire, passatemi questo termine, e di conseguenza negli ultimi 2 anni tra Karate e Prosesto, che sono 2 squadre che stanno facendo un campionato di altissimo livello, sicuramente aiuta. E invece come terzo voglio andare a prendere il recupero dei palloni che abbiamo visto già l'altra volta, ma che secondo me è un marchio di fabbrica di mister Angelotti, era un marchio di fabbrica di mister Carrobbio nel corso della passata stagione, ma in generale è un marchio di fabbrica poi della Prosesto, del centrocampo della Prosesto, perché poi quando inizia a recuperare la palla così alto, lui e Pedone, in questo caso diventa difficile per qualsiasi squadra riuscire ad uscire, scusatemi il gioco di parole, dalla pressione avversaria. Ed infatti qua tanti gol arrivano di conseguenza proprio da questi grandi recuperi feroci, anche in questo caso se non è Pedone, però sul lato vediamo sempre Maspero che poi è primo ad accompagnare l'azione offensiva, a mettersi in mostra, e un duo che a tutti gli effetti al momento è senza ombra di dubbio uno dei migliori della categoria. E io infatti qua mi collego sempre con il mio regista di fiducia e gli vado a chiedere se dal punto di vista dei centrocampisti, non so se tu hai visto le rose, le varie Desenzano comunque con Gori, con Antonelli, Puzzolu Lorchin Pazze, e invece abbiamo anche Tugordò oltre che Poledri a Piacenza, e poi vabbè da Boschetti in su Pistoiese avrà 8 centrocampisti titolari. Ti chiedo se effettivamente poi in realtà per la Prosesto avere una mediana, nonostante non sia di tanti nomi, ma 2 nomi che sono 2 certezze, quanto stia dando una mano secondo te? Guarda che secondo me, Nicola, quello che cambia tanto non è tanto il nome in che squadra gioca, ma è quello che fa all'interno di quale contesto lo fa, perché in questo caso abbiamo visto Pedone appunto e Maspero come coppia di centrocampo, chiamiamola, che come abbiamo visto nel recuperi palla, Pedone è incredibile, e poi ha anche questa conduzione dopo il recupero palla, non è solo un recupero palla e giocata facile, no, è una conduzione che punta dritto alla porta. Invece di Maspero nelle clip oltre ai calci piazzati, quindi qualità con la palla da fermo, abbiamo visto anche 2 passaggi che sono verticalizzazioni, che comunque avere un centrocampista che ti fa quel passaggio verticale è molto importante, soprattutto sì, in una squadra costruita come la Prosesto, poi che ha 2 esterni molto forti e Banfi appunto a far essere il riferimento centrale, e comunque avere un recupero palla importante
e avere qualità nella verticalizzazione diventa fondamentale, infatti poi i risultati arrivano. No, infatti, se un campionato incredibile, abbiamo detto prima, 26 punti, solo meno uno dalla Pistoiese, sta sorprendendo sotto tutti i punti di vista, anche poi visto quelle che erano le, diciamo, i pronostici alla vigilia del girone D. Io faccio la domanda consueta di rito. Ti chiedo, no, vedi, perché la solita domanda. Ti aggiungo una cosa che pensavo mentre parlavamo, poi Sì. appunto quando hai detto il nome di Banfi, che questo weekend chiaramente ha fatto un gol importantissimo, perché è stato un gol vittoria ed è stato nell'ultimo minuto possibile di partita, e succede contro la Pro Palazzolo, che prende un gol nell'ultimo minuto di partita anche in casa contro il San Giuliano, quindi sta poco in svantaggio. Ma quando prende gol, diciamo che sta poco in svantaggio perché non ha più minuti per recuperare. Infatti. Sì, no, vero anche quello è il dato della Pro Palazzola, in questo caso, vero anche la Prosesto, che la Prosesto al momento poi in realtà in svantaggio c'è stata solo quella partita, anche perché è l'unica che è andata a perdere. Però aspetta, perché qua invece io mi interrompo perché è arrivato il nostro ospite, perciò lo andiamo a presentare e dico benvenuto Alessandro. Ciao Alessandro, come va? Tutto bene? Ciao, buonasera a tutti. Bene, bene, grazie. Ok, dai, grande vittoria contro la Pro Palazzolo nei minuti finali. Che partita è stata e come è stato poi raggiungere la vittoria effettivamente negli ultimi istanti di gara? Ma è stata una bella partita, è stata una partita equilibrata. Tutte e due le squadre hanno messo in campo tanta qualità, anche tanto agonismo. È stata una bella partita, l'abbiamo tenuta fino alla fine sul binario giusto, e alla fine il gol di Banfi ci ha portato alla vittoria. E infatti io voglio chiederti proprio un dettaglio su questo, cioè cosa portate tanto a casa di questo successo, se la vostra capacità, perché poi l'abbiamo parlato nel focus di prima, la vostra capacità di essere sempre sulla partita, non mollarla mai e poi effettivamente saper sfruttare tutte le occasioni fino all'ultimo minuto, o anche il fatto di aver dato quella nel sbloccare anche partite difficili, partite chiuse, un po' come diciamo è stato poi col San Giuliano, ricordo magari col Sant'Angelo, partite in cui effettivamente poi siete arrivati a un solo punto conquistato, ma partite in cui avete cercato di far calcio, di dominare, però poi effettivamente non avete tirato via quello che vi aspettavate. Sì, no, sicuro ci ha dato tanta consapevolezza, perché bene o male tutte le partite che abbiamo giocato, la maggior parte si è riusciti a sbloccarle subito, e quelli che non si è riusciti a sbloccare le abbiamo sempre pareggiate, tranne l'unica sconfitta che abbiamo fatto a Sasso Marconi. Quindi tenere la partita sempre sul binario giusto, star sul pezzo, e si è riusciti alla fine a sbloccarla, soprattutto contro una squadra molto forte e ben organizzata, e questo ci è servito, dai, una vittoria così ci serviva per andare adesso domenica a Pistoia e giocarci tutte le nostre carte. Prima di passare poi al prossimo turno, quello che sarà il prossimo turno, voglio parlare anche del mister. Ti voglio chiedere che mister hai trovato, come ti stai trovando con mister Angellotti e cosa vi chiede sul campo da gioco, un po' quali sono diciamo i suoi mantra, i suoi diktat sul campo. Sì, no, mi sto trovando bene, me ne avevano già parlato bene, anche perché era lì già l'anno scorso, e diciamo che, come già nella partita di domenica, dove abbiamo cambiato tanti moduli, siamo una squadra che comunque messa bene in campo, allenata bene, sappiamo la domenica cosa fare. Sappiamo cosa fare, ci muoviamo bene, giochiamo uno per l'altro, e sono le cose per cui lavoriamo in settimana. Quindi sempre cercare di fare la partita, partendo quasi sempre dal basso, e poi la cosa forse che ci è mancata in qualche partita è stata magari l'ultimo passaggio e quindi la conclusione a rete, però una squadra che crea e poi non segna è già qualcosa. Poi quando arriviamo a sbloccarla anche davanti, tutto in discesa. E io ora poi voglio fare diciamo, un rapporto, un raffronto in questa situazione perché giocate col 4-2-3-1, l'anno scorso con Mister Carobbio la soluzione era spesso la stessa. E voglio chiederti quali sono le differenze, quali le analogie tra due mister, che ricordiamo soprattutto Mister Carobbio, è vero, come secondo, però ha fatto il salto in una squadra che ormai vola verso la Serie B, si può dire. Sì, no, beh, anche l'anno scorso abbiamo fatto tanto 4-2-3-1 alternato a 4-3, bene o male con gli stessi principi di gioco che abbiamo anche quest'anno, quindi
tanta palla a terra, cercare di dominare le partite, e così anche dai, ci sono delle analogie anche con l'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo trovato comunque Ferrandino in stato di grazia che ci ha risolto tante partite, e quindi siamo quasi sempre partiti sopra, e poi per squadre come l'anno scorso e come quest'anno che partono in vantaggio, poi la partita diventa più facile da amministrare e da gestire. Ecco, io voglio farti un'altra domanda che poi hai parlato di Ferrandino, un giocatore che anche lui ha fatto il salto, poi parleremo anche magari di un tuo ipotetico salto, ma voglio farti una domanda invece sui gironi, perché si è parlato tanto del girone B dell'anno scorso come uno dei più alti dal punto di vista della qualità. Ora quest'anno si è finito nel girone D quasi un po' a sorpresa, e anche qua si sta parlando di un girone molto alto dal punto di vista della qualità, però la domanda nasce spontanea: quale secondo te dei due, è vero che ti mancano ancora Pistoiese e Piacenza che in realtà potrebbero dire molto sulla qualità della graduatoria, ma però sicuramente le avrai viste già giocare, immagino, e hai già un'idea. Voglio chiederti quale delle due, anche poi su tutte le squadre, anche sul lungo, sulle ultime posizioni, ti sta sorprendendo per livello definitivo. Beh, allora diciamo che è un girone completamente diverso, è un girone livellato, anche perché come abbiam visto, Pistoiese, lo stesso Piacenza, il Desenzano, che comunque sulla carta hanno delle corazzate, fanno fatica ad andare a vincere su tutti i campi, perché comunque tutte le squadre, sono, come posso dire, ho trovato squadre tanto organizzate, soprattutto quelle nella zona bassa della classifica, non regala niente, non concedo niente, e quindi anche per squadre forti è difficile andare a portare a casa i 3 punti. Mentre nel girone B dell'anno scorso diciamo che forse era un po' più livellato verso l'alto, quindi infatti fino alla penultima giornata, era bene o male aperto, anche se l'Ospitaletto ha fatto una grossissima cavalcata e è stata davanti bene o male dall'inizio alla fine, dai. E invece, tornando sul campo da gioco, voglio chiederti, poi abbiamo detto proprio il 4-2-3-1 o il 4-3-3, ma dall'anno scorso ti sei portato dietro quello che è un po', diciamo, il tuo compagno di fiducia, che è Pedone, e voglio chiederti quanto stia dando una mano avere sulle spalle insieme una trentina, già una quarantina di partite, uno con l'altro, e quanto dia una mano anche quando poi andate a affrontare le altre squadre o nella preparazione di questa stagione, ecco, perché poi immagino anche mister Angellotti fosse contento quando sa che deve fare un modulo e ha già due che lo hanno fatto per un anno intero, e poi due che soprattutto non ha bisogno di spiegargli niente perché giocano assieme da diverso tempo. Certo, sicuro con Alex c'è affiatamento anche fuori dal campo, e in campo sappiamo per filo e per segno nei momenti della partita cosa serve a uno, cosa serve all'altro, cosa chiedere a uno, cosa chiedere all'altro, quindi veramente basta con uno sguardo ci capiamo quando andare a prendere palla io, quando andare lui, come muoverci, e quello sicuramente ci sta dando una grossa mano. Lo sapevo già, infatti quando ho saputo che c'era la possibilità di prendere Alex e quindi giocarci insieme anche quest'anno, sono stato veramente contento, e diciamo che in campo sta pagando, dai. L'ultima prima del momento botta e risposta, voglio chiederti anche quanto cambia invece, perché hai fatto una prima parte di carriera, si può dire, fino poi all'anno scorso, in cui hai giocato spesso in D, ma con squadre che lottavano più che altro dalla cintola, cioè dalla metà classifica in giù, poi anche per salvarsi spesso. Quest'anno, le ultime due stagioni, stai giocando con squadre che poi invece al contrario lottano per obiettivi di tutt'altro livello. Quale delle due preferisci da centrocampista? Se sei più uno che giustamente, come in realtà credo, preferisci mettere il pallone, l'assist, fare la giocata, oppure ti piace più la partita sporca, giocare proprio in stile squadra organizzata che mi hai citato prima? No, no, sicuramente, fare la partita è quello che esalta le mie caratteristiche. Ti dico che anche negli altri anni, bene o male, adesso beh, sicuramente mi sento maturato sia dal punto di vista fisico che tattico che tecnico. Però ti posso dire che per le mie caratteristiche giocare in squadre, sempre come dicevamo prima, che provi a fare la partita e parti avanti 1-0, sicuro è più facile rispetto a partire sotto e quindi fare un po' il gioco sporco. Poi per carità l'ho sempre fatto, se serve lo faccio ancora, perché per carità non è che si parte sempre in vantaggio, però diciamo che sicuramente favorisce le mie caratteristiche fare un tipo di campionato così e giocare a fianco a persone che comunque
riescono a darti una mano da questo punto di vista, perché magari dove pecchi dal punto di vista fisico, sai che dal punto di vista tecnico puoi dare tanto altro e quindi avere a fianco giocatori che ti supportano in quello che fai ti dà una grossa mano. Allora adesso invece passiamo al momento più serio della puntata. Ma il scusa momento... Nico, io volevo Vai. sapere se l'ospite sapeva se sono stati in svantaggio solo per 63 minuti Da tutto inizio il stagione. campionato. Sì, no, allora non sapevo di preciso quanto, però come ho detto all'inizio, bene o male la sensazione era quella. L'abbiamo quasi sempre fatta noi, Mm. quasi sempre fatto nella partita, l'abbiamo sbloccata sempre nei primi minuti e quando non si è riusciti, con Sant'Angelo, Crema, San Giuliano, non siamo proprio riusciti a sbloccarlo. Domenica è arrivato questo gol al 94esimo che ci ha dato un tassello in più. Sappiamo che possiamo vincere partita anche alla fine. Qual è stata, ora vai al volo mi viene, qual è stata la prima reazione poi nello spogliatoio con Banfi, visto che poi il gol è sì un gran gol, però c'è anche complice la deviazione, non so se poi diciamo a schermi chiusi, a schermi spenti c'è stato qualcosa di detto che non si può dire magari. E se no è partito il classico coro della mestolata, perché il tiro probabilmente, anzi quasi sicuramente andava fuori, però dai, è girata e forse è meglio così. Quindi, come ti dicevo prima, andare a Pistoia con una vittoria così ti dà qualcosa in più. E allora adesso possiamo andare col momento del botta e risposta, qualche domanda, appunto risposta secca e rapida in questo caso e partiamo subito con il compagno di spogliatoio perfetto. Vabbè, dai, ti dico Alex Pedone, abbiamo I- parlato prima. Invece hobby fuori dal campo da gioco? Padel? Ok, questo già rientri nella cerchia, poi di solito quelli che smettono il padel, invece prima Ancora presto, anticipato. dai. Con tutti quelli che giocano, comunque a fine anno dobbiamo organizzare un raduno Com'è- padelistico della Com'è Serie che D, si chiama il ranking, la cosa per vedere il ranking, Jacopo? In che senso per vedere? È il ranking? quello per vedere, per valutare quanto sei bravo a giocare a padel. Ah, Che tu il livello di Playtomic. il livello di Playtomic ce l'hai, Ale? Sì, ce l'ho, ce l'ho. Non Ecco. lo dico, dai, non lo dico. Non si Non lo dice, dici, non non si lo dici, dice. non si dice. Beh, Jacopo è uno che gioca tanto, io no, però lui sì. La canzone che non può mai mancare nelle prepartita? No, non abbiamo una in particolare. Non Ok. ascoltiamo tanta musica. Strano, ma non ascoltiamo tanta musica. Come squadra viene imposto dal mister in questo caso o è una vostra scelta? No, 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 noi, anzi, prima della partita sicuramente no. Dopo magari riusciamo a mettere qualcosa post vittoria, però preferiamo, diciamo, le parole dai, rispetto alle canzoni. Ok. E poi sei scaramantico? No. Ok, perciò niente, la seconda non si fa, perciò se sì, cosa fai prima di scendere in campo? Perciò non sei scaramantico, di conseguenza No, niente, niente. non fai niente. Comunque, cioè, questa qua No, questa è è una quasi- risposta inaspettata. quasi- Penso quasi che unica. allora o è così scaramantico che ci dice di no, no, sto scherzando. No, no, ve lo direi, ve lo direi. Però è particolare che, cioè, banalmente anche il rito di fare sempre le stesse cose prima di iniziare la partita, quando entri nello spogliatoio, sai, quelle cose lì, invece è particolare. No, magari un riscaldamento quando all'inizio il mister, il prof ci dà 2 o 3 minuti per scaldarci da solo e faccio bene o male le stesse cose. Però di scaramantico, Jacopo, niente di che, dai. Jacopo, tu sul campo eri uno scaramantico? Dipende come andavano i momenti. Cioè, se andava bene continuavo a fare le cose, appena andava male dovevo Appena andava cambiare. male, vabbè, allora che certo. scaramanzia è, scusa. Nel bene e nel male Ci si la attacca tutto, ci si scaramanzia, attacca vabbè. tutto. La Folgore di Carrobio o la Prosesto di Angellotti? Che domanda. Del processo Angelotti adesso, dai. È normale, Ogni anno si combatte per lo stemma che sia sul petto. per portare anche un allenamento il venerdì tranquillo, poi dopo se no. Il risultato perfetto con cui vincere una partita? Quello di domenica, perfetto. Perfetto, ma in senso in punto di vista il risultato, cioè di numeri, ecco. Dal punto di vista del morale, dai. Dal punto di vista del morale, 1-0 al 90°, È il migliore. perfetto. È il migliore. Il modo perfetto per risultare dopo aver vinto una partita? In gruppo, In quello gruppo. sicuramente. Cosa si mangia post vittoria? Arrivano le pizze nello spogliatoio. E sconfitta? Sconfitta dipende come è arrivata. Il direttore qualche volta ce l'ha fatta mancare, però ad ora abbiamo perso solo una volta in trasferta e anche lì devo dire che ce l'ha portata, sono sincero. perciò bene, bene. La Prosesto Sì, bene, sì. da questo punto di vista non ci possiamo lamentare. Allora io vado a pescare un attimo invece, finito il momento di botta e risposta, vado a prendere un secondo il prossimo turno.
Prossimo turno di Serie D, che abbiamo già anticipato, ecco un po' qual essere il big match, che è un po' Pistoiese Pro Sesto, ma abbiamo anche Correggese Progresso, Imolese Tropical Coriano, Piacenza Sant'Angelo, Pro Palazzolo Trevigliese, Rovato Vertovese Cittadella Vismodena, San Giuliano City Crema, Sasso Marconi Desenzano e Tutto Cuoio Lentigione. E allora non posso fare altro che fare una domanda che poi in realtà era già stata girata anche al direttore Scando la settimana scorsa, cioè quanto queste due partite vi possono dare, ora erano 3 settimana scorsa, ora sono 2, e arrivate anche dopo altri 3 punti, ma quanto queste due partite vi possono dare l'idea di quello che può essere il vostro campionato, o a prescindere dal risultato voi sapete e siete consapevoli che ormai farete un campionato di primissima fascia? Ma sicuramente queste partite dicono tutto. Più che queste due, erano queste tre. Ci mettevo dentro anche la Pro Palazzolo perché comunque è una squadra costruita per stare lì davanti. Finora, come ti ho detto, abbiamo fatto un campionato bene o male quasi perfetto. Come ho detto prima, siamo quasi sempre stati sopra e mai sotto. E adesso ci dicevano nello spogliatoio che queste tre partite ci fanno capire veramente di che pasta siamo fatti. La prima è andata, e adesso arrivano due altrettanto toste, una fuori casa e una in casa. Vediamo cosa succede, dai. Anche perché, no Nico, scusami Sì, sì. se ti interrompo, proiettandoci al girone di ritorno saranno 3 partite che magari Decisive. vorranno dire Decisive. tanto. Esatto. Sicuro, sicuro, perché comunque fare il giro di boa con determinati punti cambia a livello di morale, cambia a livello di consapevolezza, perché comunque magari sapevamo di avere una buona squadra, però quando ti trovi lì poi devi saperci stare, è quello che sicuramente farà la differenza. Pistoiese, Piacenza, lo stesso Desenzano, Lentigione, il Palazzolo, sappiamo che ci sanno stare e adesso lo stiamo dimostrando anche noi. E io ti chiedo, visto che sono passati già 2 anni, cioè questa è la seconda stagione in cui vivete una situazione molto simile, c'è una squadra che magari non è costruita per vincere effettivamente il campionato a tutti i costi, ma poi si trova lì per lottare, anche se poi è effettivamente una buona squadra. Quanto cambia poi il lavoro da quando inizia la stagione, poi con determinati obiettivi, a quando poi effettivamente vi rendete di essere arrivati lì, e in cosa cambia? Cioè se magari un allenamento è più nervoso, un allenamento poi in realtà o invece in realtà poi si segue sempre quella che è la stessa linea. Ma come ti dicevo prima, la consapevolezza nel calcio cambia tutto, sia nei singoli giocatori, quindi che dà morale ad ogni giocatore, che a livello di gruppo. Sicuramente andare a affrontare una partita come di domenica con la Pistoiese, dove loro sanno che non possono perdere in verità nessuna partita per la squadra che han fatto, noi andiamo sicuramente a mente più libera, ma con la consapevolezza di potercela giocare, perché in campo si va 11 contro 11, e ce la possiamo giocare con tutte. Non a caso ti ho detto siamo lì e lì vogliamo starci il più tempo possibile. E io voglio collegarmi proprio alla Pistoiese. Prima hai detto di una squadra che siete voi, che andate spesso in vantaggio, cercate sempre di dominare la partita a prescindere dall'avversario. Ti chiedo se con la Pistoiese poi il piano gara effettivamente potrebbe cambiare e vi accontentate di tornare a fare quelle partite sporche che facevi magari un tempo. No, sicuramente noi proveremo a fare la partita come abbiamo sempre fatto, perché siamo una squadra costruita così e probabilmente non ci è ancora mai capitato, quindi star dietro di quando impronti tutto il campionato e una stagione in un modo, snaturarsi per fare una partita, non è detto che sia la soluzione migliore. Quindi noi abbiamo sempre giocato tutte le partite per provare a far la partita e provare a vincerla. Sicuramente sarà anche così. Sicuramente mettiamo già in preventivo che ci saranno momenti dove dobbiamo soffrire, molto più rispetto ad altre partite, ma siamo pronti a farlo perché sappiamo che possiamo fare anche questo. Dobbiamo farlo per il meno tempo possibile, però se servirà sicuramente siamo pronti a farlo. E io l'ultimo invece che ti faccio su questa partita che poi arriverà, ti chiedo, effettivamente è un match in cui partirete immagino il giorno prima perché poi è una trasferta lunga, e dal sabato vivrete una città che comunque vive di calcio, una città come Pistoia, una città importante, una tifoseria importante, magari anche qualche sfottò potrebbe capitare, magari se fate un giro la sera, non lo so, in città può succedere, e quanto vi carica in quella che poi a tutti gli effetti può essere anche letta come una partita di categoria superiore, perché poi anche voi avete una grande storia come società, ma in più avete una grande tifoseria,
contro un'altra grande tifoseria, un'altra grande società, quasi una partita di Serie C, quanto potrebbe caricare, quanto vi responsabilizza poi effettivamente. Ma sicuro, infatti oggi che abbiamo fatto un po' l'analisi tattica della partita, una delle cose che ci ha detto il mister che è quello che si aspetta da noi più esperti di comunque dare una mano ai ragazzini, perché è una partita che in un palcoscenico che in Serie D non si vede, soprattutto tra il centro-nord, magari al sud è più facile, e, e quindi dobbiamo essere noi bravi a dare una mano a far capire a tutti che è una partita di calcio come abbiamo fatto fino ad ora, quindi lasciare tranquilli tutti, sapere che comunque la squadra che ha qualcosa da perdere è loro, però andiamo lì per fare la nostra partita e vediamo cosa succede. E invece l'ultima, te la voglio fare sul tuo futuro, 28 anni credo, ecco poi magari mi smentisci, che sono il momento della massima maturità calcistica, quello in cui ormai si è al top della forma si può dire ed effettivamente si è anche consapevoli di quello che si può dare, quello che si può fare. Ti chiedo cosa avresti detto al te di 5 anni fa e invece cosa vorresti dire o sentirti dire da quello che sarai te tra 5 anni. No, allora io ho sempre avuto consapevolezza nei miei mezzi e come ti dicevo prima, per caratteristiche sicuramente risalto in una squadra che va bene. Eh, prima di karate ero a Trezzo, dove tra l'altro siamo retrocessi, ma cioè, le prestazioni che facevo a Trezzo le ho fatte a karate e le sto facendo tuttora. Solo che è chiaro, quando la squadra arriva seconda, terza in classifica, è tutto bello, quando arrivi penultimo, terzultimo, sei in zona playout, è difficile che uno ti venga a guardare e dica questo giocatore è forte. Quindi sicuramente adesso con 2 stagioni così spero di essermi messo in mostra ulteriormente e chissà che arrivi anche il salto di categoria, lo spero. Perciò tra 5 anni conti e speri di essere poi tra i professionisti. Speriamo. Sicuramente, sicuramente se dovessi contare ora non è che te la voglio dire, anzi, ora arriva un momento scaramanzia, però infatti subito la messa bassa. Non si vede, non si vede, dai. Momento scaramanzia, però logicamente se queste dovessero essere le prestazioni c'è poco da fare, ecco, i numeri poi parlano chiaro. E infatti l'ultima che ti voglio chiedere è l'ultimissima, se hai un numero di assist a cui vuoi arrivare, perché ho visto che erano 20, sono stati 20 tutta la tua carriera, però 15 fino a quest'anno, sono 5 solamente in questa stagione. Ora non so se ti sei posto un limite oppure viaggi a giornata ormai. No, diciamo che cioè, sicuramente sono più propenso a fare assist che a far gol. Quello fuori discussione. È una cosa anche che mi piace fare perché poi diciamo che parto io da tre quarti, poi spostato a mezzale, poi spostato a play, quindi capacità di rifinitura le ho. È anche una cosa che mi piace fare, comunque mandare in porta i miei compagni. Adesso non ho un numero preciso, spero di farne il più possibile perché se gli attaccanti segnano e ci fanno vincere le partite, sono solo che contento io. E di questi 5 qual è l'assist che porti più, diciamo, che ti Ma riservi tutti, dai, conto? perché sono stati bene o male tutti decisivi, quindi Ok, ok. direi tutti, dai, nessuno in Perfetto. particolare. Perfetto. Quello che Ecco. verrà, ti dico quello che verrà, dai. Ok, Quello, il classicone, quello contro la il classicone. Pistoiese, quindi, no? Speriamo. No, Nico, io volevo chiedere a Maspero, perché è una cosa che a me piace tanto sapere dai nostri ospiti, a quale giocatore si paragonerebbe, ovviamente nei giocatori top, per Ti caratteristiche. direi senza pensarci Çalhanoğlu, Ok, perché come ti perfetto. dicevo prima anch'io parto come lui, da tre quarti, mezzala comunque offensiva, poi spostato a play, quindi con più campo davanti, vedi più giocate, ci sono più geometrie, quindi diciamo che mi paragono con le dovute proporzioni a lui. Io avrei detto Brozovic, che poi in realtà è molto simile, però è come mi dà anche un po' quello, però vabbè, magari mi sbaglio, Io ecco. invece avrei detto proprio Sì, sì. Çalhanoğlu, e quindi il fatto che abbia detto Ok, Çalhanoğlu... perfetto. Çalhanoğlu, Allora, o però non capiamo sai niente in cos'è? due. No, non capisco niente io, No. mi porto avanti, però però Çalhanoğlu non perché voglio, però fa tanti gol nel corso della sua stagione, vero? Cioè, Quello mi manca, quello sicuramente mi manca. per quello era più Brozovic che invece più uno di geometrie, era più che altro per quella l'idea. Però Vabbè. Çalhanoğlu tira anche i rigori, dovrebbe iniziare a tirare i rigori. i rigori e come li allora- tiri? Dovremmo anche subire, non abbiamo ancora preso uno quest'anno. Hai visto, vedi? Il sabato li provi. Sì. Ok. Sabato sì, poi la domenica non abbiamo ancora preso uno, quindi Chi è che siete di solito a provarli il sabato?
Ci siamo io, Banfi, Stefanoni, Mafioletti, Manicone. Calciamo un po' tutti. Quindi Poi possiamo quando arriva avere, la... possiamo avere lo scoop di chi è il rigorista della Prosesto, perché non lo sa ancora nessuno. Non lo neanche noi lo sappiamo. Ok. Vediamo, un primo che arriva ve lo diciamo. Perfetto, detto questo io posso anche salutarti e ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato questa sera, buona fortuna per il big match di domenica e ci sentiamo presto. Grazie a voi, buona serata a tutti. Buona serata, buona serata. Ora possiamo fare il classico salto, andiamo dal girone D al girone B, paradossalmente... Posso aggiungere, scusami, Sì, una vai, cosa? vai. Cioè, è bello che ti chiedo il Regista, permesso, però regista. vabbè, nel Ma senso, non devi chiedere. prima parlando chiaramente della partita pistoiese contro Prosesto e anche arrivando un po' preparato sul focus di vantaggio e svantaggio sui recuperi palla della Prosesto, insomma, con un po' di informazioni, la partita è curiosa perché la Prosesto è una squadra che se va in vantaggio magari poi con la pistoiese che attacca e alza un po' il baricentro, poi nelle ripartenze è devastante, come abbiamo visto anche settimana Cioè, scorsa. Col Crema. Con- Beh, ma col Crema... No, dico sì, come abbiamo visto settimana sì, scorsa, sì, beh, io parlo poi... per i gol fatti. E io eccetera, parlo eccetera. collegandomi a quello, infatti io ho già fatto lo step successivo perché collegandomi a quello... Crema Pistoiese, il gol di Recino, cioè praticamente contropiede di 70 metri, Certo, e- conduzione palla. Poi è vero che era un momento in cui molti difensori erano su, e infatti se vedi poi nelle marcature c'hanno il 7 e il 10, perciò di conseguenza non proprio Certo. i due migliori difensori a Pistoiese, però effettivamente se dovessi interpretare la partita in quel modo... No, dall'altra parte invece se la Prosesso dovesse andare in vantaggio e sicuramente si mette, uno perché sei in vantaggio, quindi un po' di più dalla tua parte, due per le caratteristiche appunto di magari ripartenza importanti che ha sempre dalla sua parte, però dall'altra parte invece la Pistoiese è stata in svantaggio come abbiamo visto per massimo 40 minuti quest'ultima domenica in tutto il campionato, quindi Sì. è una È una bella partita. Infatti da una parte e dall'altra. Magari finisce 0-0 così nessuno va in svantaggio, certo, sono tutte contente. Però piena di occasioni, dai. Sì. Tipo 6 pali, 6 pali 0-0 ma con 1000 due pali. rigori sbagliati. Detto questo, dal girone D possiamo passare al girone B invece. Gli ultimi 3 ospiti sono stati tutti da parte della graduatoria invece più a sud, che poi è un paradosso perché oggi abbiamo avuto un ospite da Prosesto, un ospite dell'Oltrepo, quella del girone più a nord e più a sud di quella del girone più a sud. Vabbè, detto questo piccolo dato geografico che sicuramente al regista ha fatto ridere, stiamo parlando dell'Oltrepo, abbiamo detto, parliamo di un altro numero 10, un numero 10 sicuramente di spessore, un numero 10 che è il giocatore più in forma del girone B. Parliamo di un giocatore che nelle ultime 4 partite ha fatto 3 gol e 3 assist, parliamo di Gabriele Franceschinis, classe 2002, 13 presenze quest'anno, 4 gol e 3 assist, 675 minuti giocati e un elemento che andiamo a vedere nel dettaglio in questo istante, perché il primo dato da snocciolare secondo me è fondamentale, è il tiro da fuori, perché passatemi il termine, noi nello spogliatoio lo chiamiamo l'arciere, e la sua castagna in questo caso, sia il termine autunnale, è importante. Questi 2 gol si vede bene sia contro la Real Calepina che contro la Castellanzese, ma il vero dato che secondo me, il vero focus che secondo me è da attenzionare in questo caso è la capacità di essere decisivo anche in situazioni in cui effettivamente la palla sembra essere persa, sembra essere complesso oppure portare in un nulla di fatto. Con la Real Calepina qua è fallo sullo Monaco, l'azione sembra essere terminata e invece prende un pallone sul limite dell'area, si accentra e riesce in un modo o nell'altro a mettere dentro. Contro il Milan Futuro paradossalmente una palla in cui non sembra portare nessuna parte, ma lui ha la capacità di tagliare e poi effettivamente complice anche l'errore del difensore, però riesce a trovarsi al posto giusto al momento giusto, perché in caso contrario non sarebbe arrivato quel pallone senza il movimento. Ultimo invece focus da fare, perché Franceschinis nasce esterno, in qualche partita è capitato di vederlo in quello che è il suo ruolo e infatti sia contro lo Scanzo che contro poi il Breno è arrivata 2 ottime giocate d'esterno, si accentra, trova l'uomo in mezzo e arriva anche l'assist. Detto questo, so di averlo sotto perché in realtà quando abbiamo l'altro schermo non vedo l'ospite. Qua oggi abbiamo cambiato postazione, l'ospite lo vedo e abbiamo Gabriele Franceschinis qui con me, il numero 10 dell'Oltrepo. Gabri, prima di salutarti ti chiedo se puoi mettere il telefono in orizzontale. Ah, ok, aspetta. Così meglio? Sì, perfetto. Grazie mille. Ok. Gabri, come va? Tutto bene?
Bene, tutto bene, Dai, grazie. siamo contenti e soprattutto poi con questo momento di forma da 3 gol e 3 Esatto. assist, ora va tutto bene, ora è tutto perfetto. Ora non Ora va sei, tutto benissimo. ora non sei il terribile di Opera ma l'arciere, ecco, va tutto bene. E niente, detto questo, io voglio chiederti appunto come si lavora poi durante la settimana e effettivamente diciamo come si arriva, soprattutto dopo un momento in cui la rete non arriva, magari si fa fatica a trovare la prestazione giusta e poi arriva tutto insieme e cosa cambia, oppure se effettivamente il rendimento nel corso della settimana è sempre lo stesso e anche un po' di fortuna, magari la questione è che a furia di lavorare bene l'impegno poi inizia a pagare. Allora, la differenza è che quando le cose vanno male è sempre complicato allenarsi bene, perché sia quando vanno male magari può essere demoralizzato durante la settimana e soprattutto adesso che le cose stanno andando benissimo è difficile magari andare sempre al massimo perché magari ci si può accontentare, quindi la difficoltà, tra virgolette, è riuscire a trovare la motivazione per andare sempre forte e non mollare mai un centimetro. E questo lo Perché dicevo. sennò poi No, no, dimmi. no, no, vai, continua, continua. No, perché poi vabbè, come dice il mister, appena molli un attimo poi la prestazione cala perché cali fisicamente, poi alla fine tutto il lavoro che fai in settimana poi te lo ritrovi in partita. E E quindi è questo io che condivido fa la appieno differenza poi. e voglio anche aggiungere perché è stato uno dei nostri primi ospiti. Parlavamo di Viscardi, che anche lui è un giocatore in formissima, sta facendo benissimo nel corso di questo campionato. È un altro calciatore, però, nelle sue stagioni fino ad adesso non aveva raccolto molto. Poi di colpo ti trovi a raccogliere magari anche qualcosa in più di quello che ti aspettavi. E giustamente è giusto dire che poi effettivamente è sempre questione di lavoro e di continuità di rendimento. E collegandomi proprio a continuità di rendimento, voglio chiederti, hai parlato prima anche del mister, come ti stai trovando con mister Pablo Granoce e che mister è? Allora, partiamo dall'inizio. Allora, sì, sicuramente in questo inizio di stagione sto raccogliendo tanto e probabilmente come non ho mai raccolto nel corso degli altri anni, tra l'altro in una categoria inferiore, perché io ho sempre fatto l'eccellenza, ho fatto 6 mesi in Serie D, tra l'altro durante il periodo del Covid, ma trovando poco spazio, infatti poi sono sceso di categoria. Però un inizio di stagione così con questi numeri non l'ho mai avuto, quindi è doppiamente una soddisfazione e devo dirti che sicuramente è il lavoro, la quantità, ma soprattutto la qualità del lavoro. E collegandomi poi al mister, è stato proprio questo a farmi, diciamo, allenare ancora meglio e quindi poi andare ancora meglio, giocare ancora meglio in partita. Perché parlando con lui, diciamo, perché son partito bene le prime 2, poi ho avuto un leggero calo e parlando con lui, analizzando magari il modo in cui mi allenavo, anche lui aveva riscontrato che ero uno che si allena tanto perché sono il primo ad entrare in campo, l'ultimo ad uscire, faccio tanta palestra, tutte queste cose qui, però mi aveva fatto notare che durante gli allenamenti avevo dei momenti in cui calavo l'intensità. E quindi mi ha detto che bisogna andare sempre forte, di andare sempre forte, di andare sempre intensi. E quello poi l'ho ritrovato in partita perché applicando questa correzione poi anche durante le partite stavo meglio a livello di fiato, a livello di gambe, ero più energico e questo poi sicuramente mi ha aiutato anche in questo momento. E io volevo fare anche un rapporto invece, appunto, inizio stagione ti allenavi ugualmente tanto, magari anche in preparazione, quanto è cambiato e in cosa è cambiato tra mister Pablo Granoce e quello che era mister Parolini invece prima. Allora, mister Parolini, guarda, ti dico, l'abbiamo avuto per talmente poche settimane che non ti posso dare un giudizio completo, anche perché poi, avendolo avuto solo nella prestagione, non puoi giudicarlo perché non abbiamo mai preparato una partita in settimana, una partita vera, quindi è difficile giudicarlo. Poi durante la pre-season è anche un momento in cui ci sono magari tanti ragazzi in prova, sei in tanti, è anche difficile gestire l'allenamento. Quindi non ti posso dare un giudizio completo, però ti posso dire che era uno che anche lui ci faceva lavorare. Invece con mister Granoce, lui, da quando abbiamo avuto lui, abbiamo proprio svoltato perché ha cambiato la nostra mentalità. Cioè, è uno che ci fa andare sempre a Sempre 2000, che 2000. ci tiene sempre sul pezzo e ci ha fatto anche unire di più come gruppo, perché la differenza rispetto magari a tante altre squadre
nel nostro girone che ci porta a far tanti punti è l'unione del gruppo. Infatti molte vittorie sono arrivate magari allo scadere o magari anche in partite come contro lo Scanzo, dove siamo andati sotto dopo 2 minuti, non ci siamo abbattuti, cioè abbiamo avuto siamo andati sotto dopo calcio d'inizio, dopo 30-40 secondi, però poi siamo stati bravi unendoci con la squadra e a rientrare subito in partita e a fare poi la nostra partita. E tra l'altro siamo stati anche sfortunati perché abbiamo preso un palo, poi abbiamo avuto un sacco di occasioni, non siamo riusciti a vincerla, però già che siamo riusciti a pareggiarla dopo che vai sotto, dopo 1 minuto, non è facile poi rimanere in partita e indirizzarla nel verso giusto. Quindi lui sicuramente ci ha dato una mano in quello, nella preparazione alle partite, perché sta attento a ogni dettaglio nei video delle altre squadre, ci prepara nella maniera corretta. Quindi lui sicuramente ci ha dato un'impronta quasi come nel professionismo, perché si vede che ci trasmette proprio questa sua professionalità e questo suo modo di essere professionista, il professionista che è stato. E infatti, Quindi quello ci aiuta tanto. perfetto. E infatti io ora voglio scendere sul campo da gioco, questo professionista, è lui che vi mette in campo e ti chiedo se preferisci giocare, tu come giocatore preferisci giocare nei 2 davanti o nei 3 e qual è il tuo ruolo preferito, come dove ti trovi meglio quest'anno, un po' diciamo un punto sui ruoli che hai avuto, visto che hai Sì, giocato un sì, po' in sì. tutte le posizioni e anche dove preferiresti giocare. Allora, io ho sempre fatto l'esterno in un attacco a 3 d'attacco, quindi sicuramente quello è il mio ruolo preferito e dove mi trovo meglio. Però quest'anno ho giocato principalmente in un attacco a 2, quindi come seconda punta, ma non pensavo, ma mi sto trovando bene anche in quel ruolo lì perché abbiamo lavorato tanto e in più mi aiuta che questo cambio modulo, questo cambio di posizione un po' forzato, ma che sapevo da inizio anno perché sapevo che avremmo giocato così, mi sta aiutando a diventare un giocatore più completo perché gioco più spalle alla porta, cosa che non ho mai fatto, a cui non ero abituato e su cui sto lavorando molto, ma c'è ancora tanto da migliorare. Quindi gioca a spalle alla porta, magari andare a colpire di testa, difendere palla con il difensore dietro che ti viene a prendere forte, che è totalmente diverso da quando fai l'esterno, dove ricevi sempre palla per puntare, difficilmente ricevi palla Sì, sì. girato di schiena o comunque sei in una zona più defilata di campo dove hai un margine di errore un po' più elevato rispetto che al centro del campo, al centro dell'attacco, dove appena sbagli magari il controllo hai subito un uomo dietro e uno davanti, mentre invece in fascia sei un po' più defilato e hai anche più margine di errore, la differenza è quella, però mi sto trovando bene a fare anche la seconda punta e mi sta aiutando tanto a crescere. Però il mio ruolo preferito, dove Resta l'esterno. comunque mi esprimo meglio, è sempre l'esterno, perché quando mi trovo proprio meglio, palla al piede, a puntare, poi comunque riesco ad andare sia sul destro che col sinistro, quindi anche per l'avversario diventa più difficile poi quando mi viene a marcare, perché non è scontato che magari vada sempre dentro o che vada sempre Sì. lungolinea, quindi anche quello lo mette più in difficoltà. E infatti volevo collegarmi perché di solito noi facciamo il consiglio dell'ospite al calciatore, ma vedendo i precedenti di Jacopo, che lui ha sempre fatto l'esterno, mi sa che mi viene più facile fare il consiglio del calciatore al regista in questo caso. No, io sai cosa vorrei dire, Nicola? Che in realtà poi la descrizione di Gabriele, un po' della sua situazione, è un po' quello che possiamo dire ai massimi livelli sta vivendo Leao, ok? Quindi da passare da esterno magari ricevere un po' più spalle alla porta, che è quello che un esterno più odia fare, secondo me, per come la vedo io. E poi soprattutto che arrivano dei momenti all'interno della partita dove quando ti ritrovi in quella situazione lì da esterno, che hai la tua palla per puntare l'uomo col campo davanti, che lo vedi, ti sale quell'elettricità in più che lo punti perché sai che è l'unica volta magari in tutta la partita che puoi fare quella cosa che è la tua, capito? Sì, E sì. quindi ti dà quell'adrenalina anche in più. Sì, no, beh, Sì, sì, è vero, è vero. infatti quello No, mi è sicuramente. capitato principalmente con lo Scanzo questa cosa, dove ho fatto il primo tempo seconda punta, poi essendo sotto dal secondo tempo, poco dopo ci siamo messi a 3 davanti e lì infatti mi sono trovato proprio bene. Ho riprovato le stesse emozioni degli anni scorsi. Come quando non mangi il tuo piatto E poi- preferito per un po' di tempo e poi fai quella cucchiaiata lì e dici È andato in off season, è andato. Esatto. Esatto, no, però più che a Leao mi ispiro un po' di più a Thuram perché secondo me ha imparato a farlo meglio. Ah, Perché sì, anche beh, lui è ha vero, sempre anche fatto Thuram. l'esterno, poi lui ha imparato a farlo molto Sì, meglio. ma solo perché tifi Leao ci sta Inter, lavorando dai, anche diciamolo. tanto. Sì, anche, sicuramente. No, però Thuram è un processo già quasi completato, Già diciamo. Quello di consolidato, Leao è consolidato. ancora Questo è in ancora fase. lavorando. Sì, però anche lui l'ha fatto in fretta perché alla fine No, dal no, primo certo. anno all'Inter è subito punta e l'ha fatto molto bene. E invece ora voglio collegarmi proprio
appunto sui miglioramenti personali e cosa manca ancora a te, secondo te, per diventare un punto fermo della categoria, quello che immagino tu ambisca a diventare e anche magari a migliorare, e infatti proprio cosa ti manca invece poi o cosa ti è mancato per arrivare nella categoria fino ad adesso, secondo te? Allora, su cosa devo migliorare? Devo, soprattutto per il nuovo in cui sto giocando, devo migliorare il colpo di testa, dove non è un mio punto di forza, anzi è un mio punto debole, ci sto lavorando, ma c'è ancora tanto tanto da lavorare. Poi appunto, come ho già detto, devo migliorare tanto spalle alla porta e basta, il colpo di testa. Negli ultimi anni diciamo che la cosa che un po' mi è mancata, come ho già detto, l'intensità, magari un po' qualcuno che vedesse in me le qualità per poter fare anche il salto di qualità, che gli desse la fiducia per farlo, perché prima di quest'anno non ho mai avuto l'opportunità di andare in una Serie D, quindi diciamo che anche l'opportunità mi è mancata. E poi magari anche un po' a livello di testa, perché magari negli altri anni quando non giocavo tendevo un po' ad arrabbiarmi, a non entrare, poi quando venivo chiamato in causa partita in corso, a non entrare nella maniera corretta o altro. Invece adesso appunto è diventato questo qui, è diventato quasi un mio punto di forza, perché molti gol li ho fatti anche, quasi tutti li ho fatti entrando a partita in corso. E infatti è proprio su E questo che voglio collegarmi perché ti sei portato un po' la nomea di bad boy, soprattutto in eccellenza, e ti chiedo secondo te uno per quale motivo e quanto poi questo effettivamente ha frenato la tua crescita. Ma allora ti dico, la frenata secondo me tanto, ma perché molte persone magari senza conoscere davvero pensavano, Dio, chissà, chissà chi vado a prendere o chissà che cosa fa. Quando in realtà anche sta nomea sì, può essere magari perché voglio sempre vincere, quindi magari quando non vinco mi dà fastidio e mi innervosisco sia durante la partita che in allenamento, però io non ho mai avuto problemi con nessun compagno, con nessun allenatore, anzi sono rimasto in contatto con compagni con cui ho giocato 3-4 anni fa, li sento ancora oggi, andiamo fuori a mangiare, con i mister che ho avuto sono rimasto con tutti in ottimi rapporti e li sento tutti, quindi non so davvero da cosa sia dovuta questa cosa, magari sì, sono un po' un carattere esuberante, però non sono uno che crea problemi spogliatoio, che magari spacca uno spogliatoio o altro, come magari qualcuno può aver pensato sentendo parlare di me, ecco. Quindi anche a livello di espulsioni ne ho presa una da quando gioco coi grandi, quindi anche in campo sono uno che si sa comportare, che si sa tenere, che non lascia la squadra in difficoltà, anche perché l'espulsione che ho avuto tra l'altro l'ho presa a partita finita, quindi Perché? sono uno che si sa controllare, che non lascia la squadra in difficoltà in 10 per un momento di rabbia, quindi non so davvero a cosa sia dovuto, magari perché sono uno che si fa tanto rispettare sia in campo, quindi con gli avversari, magari qualche volta ho avuto qualche litigio, ma senza mai esagerare, ecco. Sì, Quindi magari per quello, questa cosa mi ha frenato tanto perché nessuno poi ha approfondito questa cosa, anzi tutte le persone che pensavano così e che poi mi hanno avuto si sono dovute ricredere perché non gli ho creato nessun tipo di problema, né direttori sportivi, né allenatori, né compagni, quindi io invece voglio ora parlare di un altro diciamo, argomento perché nel corso delle ultime sere ho sentito un podcast che è quello di Nesta, vabbè, con Gazzoli, abbiamo fatto un po' di pubblicità, tanto non è che ah sì, l'ho sentito anche, non l'ho è che sentito non è che anch'io. ne hanno bisogno e si parlava della questione dello step by step, cioè Nesta diceva io sono partito dalle giovanili, sono arrivato in prima squadra a 16 anni, in Serie A, prima partita nella squadra del mio cuore e mi rendo conto che posso starci. Allora dico, posso alzare l'asticella, posso diventare uno che fa la differenza in Serie A. Arrivo lì, mi rendo conto che posso starci, così via per tutta la sua carriera. E ora ti chiedo a te se effettivamente vivi un po' questa situazione, perché sei un giocatore che appunto ha fatto l'eccellenza, cioè è partito perché tutti spesso in D hanno già dei settori giovanili importanti. Comunque sei partito da un settore giovanile che è quello dell'Ausonia, che è vero, con tutto il rispetto per il settore giovanile dell'Ausonia, non è sicuramente No, non quella dalla del... Usonia, dalle Scusa, Notre. delle Notre, sì, perdonami. Fatto Accademia Inter, Notria. Sì, sì, scusami, perdonami. E non è Tranquillo. sicuramente il settore giovanile più importante anche solamente del calcio milanese. Sì, è vero, un settore giovanile di assoluto spessore. Sei arrivato in Serie D la prima volta, è vero, non ci sei riuscito a stare, ma sei tornato in eccellenza. In eccellenza ti sei tolto le tue soddisfazioni, hai capito di poterci stare anche come protagonista. Sei arrivato in Serie D, adesso ti stai rendendo conto, immagino, di poterci stare senza problemi. Ti chiedo se poi anche tu hai un po' questa idea di voler fare un po' step by step senza porti limiti. Allora sì, appunto come hai detto, ma anche rispetto ad alcuni miei compagni, io sono uno che non ho mai fatto il professionista né nel settore giovanili né poi magari approdato in qualche Serie C, in qualche primavera.
E quindi questa cosa qui secondo me è anche un punto di forza, perché tutto quello che ho me lo son guadagnato sudando, partendo dal basso, quindi questa cosa qui sicuramente importante e non mi pongo limiti, cioè il mio obiettivo è arrivare a fare il professionista. Poi non è facile perché comunque ci vuole anche fortuna. Io, anche l'anno scorso ho avuto anche un po' di sfortuna con gli infortuni che mi ha penalizzato, però sono riuscito comunque a fare una buona annata per le partite che ho giocato. Quindi sicuramente questa cosa qui aiuta tanto e a differenza degli altri, appunto sì, anche di alcuni miei compagni in cui la maggior parte hanno fatto settori giovanili importanti, han fatto i professionisti, io non l'ho mai fatto, quindi magari ho anche una fame diversa perché so che devo arrivare, non mi son mai sentito arrivato Sì, sì. e quindi so che devo arrivare e questa cosa qui mi dà un sacco di motivazione, mi dà tanta fame appunto per andare sempre al massimo e per allenarmi sempre anche più degli altri. Ecco, allora di conseguenza io conosco comunque Gabriele, la conosco come persona e di conseguenza se prima Maspero abbiamo chiesto cosa si vorrebbe sentir dire tra 5 anni, io invece a Gabriele la chiedo in un altro modo, cioè cosa ti vuoi sentir dire, cioè cosa ti dirai tra 5 anni secondo te nel 2030 dopo quello che sarà la tua carriera? Ah, spero di complimentarmi per essere col me del futuro spero di complimentarmi col me di adesso per essere riuscito a raggiungere l'obiettivo che è quello di fare il professionista, soprattutto perché fino a 1 o 2 anni fa era una cosa praticamente su cui nessuno avrebbe scommesso, che nessuno avrebbe pensato, perché io 2 o 3 anni fa sono retrocesso addirittura dall'eccellenza alla promozione. Nonostante avessi fatto una buona annata, quindi è difficile poi, perché sono in pochi i giocatori che ci riescono magari a retrocedere da un'eccellenza a una promozione a dopo 2 anni essere in Serie D e vivere un momento del genere all'inizio. Quindi iniziare così forte, avendo sempre fatto una carriera in eccellenza e non avendo comunque mai giocato in piazza, cioè solo a parte l'anno scorso che ho giocato alla Trevigliese dove l'obiettivo era vincere e salire, gli anni scorsi ho sempre giocato per la salvezza in eccellenza, quindi in piazze comunque importanti perché Codogno è una bella piazza, si sta benissimo, Trebbiano anche si sta bene, però erano in quel momento, a differenza di adesso, il Codogno era una piazza dove l'obiettivo era la salvezza, mentre invece Trebbiano scusami, l'obiettivo era la salvezza, a differenza di adesso che vogliono vincere, e Trebbiano uguale, quindi non ho mai giocato per vincere neanche in eccellenza, a differenza dell'anno scorso, dove tra l'altro sono stato sfortunato per via degli infortuni, ho saltato molte partite. E quindi trovarsi qui è una cosa che mi fa sentire già orgoglioso, ma so che ancora non ho fatto niente. Cioè mi sento che posso dare ancora di più, che devo farlo per tutti i sacrifici che ho fatto ad arrivare fino a dove sono arrivato ora e a quanto sto facendo bene in questo momento. Quindi sento la responsabilità anche con me stesso di non dover mollare, soprattutto adesso e soprattutto domenica, che so che è una partita importante. È la, diciamo, tra virgolette, la partita della verità, perché adesso è il momento più difficile. Sono arrivato in un momento dove sto facendo benissimo, vengo da una doppietta e la cosa più difficile in questi momenti è confermarsi. Quindi so che domenica mi sono andato benissimo al massimo questa settimana, mi sono andato bene in settimana perché so che domenica è un piccolo test, Vuoi che comunque rifarti, non significherà vuoi niente continuare. perché anche se farò bene domenica, comunque poi siamo comunque a novembre, c'è tutto da finire bene il giro d'andata e c'è tutto il giro di ritorno in cui devo dimostrare di poter far bene in questa categoria, di poterci stare e magari di poter andare anche oltre. E prima del temibilissimo quizzone voglio chiederti dove può arrivare questo oltrepo e soprattutto dove deve arrivare il prima possibile questo oltrepo, anche se questa seconda domanda credo sia abbastanza scontata. Allora, l'obiettivo principale che siamo posti tutti da inizio anno è la salvezza, quindi salvarci, fare una salvezza tranquilla. Poi tutto quello che viene dopo è, diciamo, tutto riguadagnato. Però per il momento, vedendo anche le altre squadre, confrontandoci con tutte le altre squadre, sia quelle magari che ambiscono a salire o a fare i playoff, sia quelle che ambiscono a salvarsi, ce la siamo giocata con tutte e quasi mai nessuno ci ha messo sotto, nonostante magari anche la sconfitta col Chievo sia stata una sconfitta pesante, però se si va ad analizzare la partita, le occasioni le abbiamo avute, poi le abbiamo gestite male, però le occasioni le abbiamo avute e quindi questo a dimostrazione del fatto che ce la possiamo giocare con tutti e con la testa giusta possiamo anche ambire a qualcosa in più della salvezza, però l'obiettivo principale rimane la salvezza e secondo me basta questo. Però secondo me il gruppo
siamo tutti coesi, siamo tutti concentrati sull'obiettivo, siamo un bel gruppo, passiamo tanto tempo insieme, questo ci sta aiutando davvero tanto, perché anche negli altri anni dove comunque è stato in spogliatoi dove si andava d'accordo, dove si stava bene, però un gruppo così unito, dove tutte le settimane magari ci vediamo anche extracampo, in tanti, quindi non in gruppetti da 4-5, ma la maggior parte dello spogliatoio si vede, sta insieme, si sta proprio bene insieme. Questo qui è un fattore determinante che alla fine ci porterà a toglierci grandi soddisfazioni. E allora adesso poi è arrivato il momento del quizzone e del grande regolamento del quizzone. Allora, il primo è Samotti con 7 su 7. Il dato da sapere è che chi vince una cosa scelta tra una batteria di pentole o una bicicletta a cambio Shimano, che poi sempre la società io non la offro, la offre la società di sopra. E invece quello che penso sia il dato più importante da sapere per te, c'è un precedente, è Darian, e ha fatto 5 su 7, perciò devi battere il 5 su 7 di Darian. Quantomeno la gara interna quella va vinta, quella va vinta. Battiamo il cannibale, prima di battere Bisogna il battere il cannibale. L'arciere deve battere l'arciere, deve battere il cannibale. E niente, allora partiamo subito. Ad oggi quante sono le presenze in Serie D Girone B che hai fatto in tutta la tua carriera? Ok, allora, quest'anno le ho giocate tutte, dovrebbero essere 18. Giusto. Ok, il punto perché ne ho 13 con fatte 5 col l'Oltrepo Villa e 5 col talmente Villavalle. poche che... Sì, vabbè, dai. Sì. La rosa dell'Oltrepo è la più giovane della Serie D ed anche d'Italia nelle prime 4 leghe del nostro calcio. Quanti calciatori però ci sono più anziani di te nella rosa dell'Oltrepo? Nessuno, Bravo. sono il più vecchio. Giusto. Perché essendo di gennaio sono il più vecchio, ne parlavamo qualche giorno fa in spogliatoio. Ecco, vedi. Ed è la prima volta che sono il più vecchio, di solito sono sempre... E sarà per questo magari che si è un po' responsabilizzato. Infatti, si è tolto quell'animo da bad boy. C'è il mister che si guarda e dice i vecchi devono aiutare i giovani e si guarda in giro e non trova i vecchi e dice mister ci sono io, va bene dai. Prendono tutte le carte d'identità, si mettono lì e sfogliano uno ad uno. Niente, invece la terza domanda. Un calciatore arriva dalla rosa della Leon. Di chi stiamo parlando? Agogliati? Giusto. Ok, buono. Sì, l'abbiamo appena preso. Sì, no, infatti era quello. L'Oltrepo. New entry. L'Oltrepo milita nella città di Bronni, ma prima di essere Oltrepo, il presidente Catenacci aveva un'altra società. Com'è che si chiama? Il Varzi aveva. Giusto. No, lo so anche perché ci ho giocato, no, quindi lo so. ero già stato un suo giocatore proprio al Varzi, quindi questa non potevo sbagliare. Guarda che ogni domanda non è casuale, non è che... No, anche perché c'è se no dello il studio Presti dietro. non mi avrebbe più parlato se non l'avessi indovinato. Visto anche il rapporto fuori dal campo poi. Infatti. Dimmi almeno invece 5 stadi della Serie D Girone B. Questa è tosta. Con i nomi proprio. Sì, devo metterti in difficoltà in qualche modo. Se volevi dire lo stadio della Varesina, lo stadio del... No, questa è tosta, aspetta, fammi pensare. Ti lasciamo pensare. Intanto io e Jacopo parliamo. No, magari tu lo fai così, di lì le squadre del Mi sa girone. che non te ne sto dire neanche uno. Ti so dire il nostro, quindi il comunale San Contanto di Broni. Ed è un punto, è uno. Vabbè, secondo me non era così impossibile. Cioè, ci sono certe squadre che forse viene prima il nome dello stadio che il nome della squadra. Per esempio il Pavia, quello del Pavia. No, esatto, infatti stavo pensando proprio a Pavia e Vogherese. Quindi il Parisi, che è quello della Vogherese. Sono 2. Giusto. I Fortunati di Pavia. E sono 3. Aspetta che arriviamo agli altri 2. Quello del Milan Futuro, che è quello della Solbiatese. No, non mi viene in mente. Il comunale di Castellanza, si può essere che si chiami così? No, c'è il nome lo stesso anche lui. No, aspetta, no. No, però per esempio, magari so, quello della Leon. La Leon Arena. Questo qua è facile. Questo suggerimento Questo è come la è Juventus incredibile. Altro che chi vuole essere milionario qua, però. La Leon Arena e aspetta, e il Varesina Stadium può essere? No, in realtà quest'anno ha cambiato nome, perciò non te lo do buono perché prima ha dato un suggerimento troppo grosso. Ti do un'altra possibilità di trovarne un altro. Fammi pensare, perché quello del Chievo è quello della Primavera, quindi non hai idea. Sto pensando a quello del Sondrio che ci ho anche giocato, ma non mi viene. Fammi pensare, perché poi il Villavalle Stadium può essere?
Sì, mi sa di sì. Non nella propria- No, Villavalle sì, non sono lo so. abbastanza sicuro che sia il Villavalle Stadium. Controlla la regia. Perché lì, anche lì a Villavalle avendoci giocato, poi comunque le storie le vedo, effettivamente le poi seguo. hai giocato in un'altra squadra in D, cioè potevi farlo. Esatto. Allora andiamo un attimo a controllare con la regia perché sono abbastanza sicuro sia giusto, però non l'avevo. Me li ero segnati tutti, Ok. quello di Villavalle no. Questa qui mi avevi messo in difficoltà, però. Ci ho provato io, nel senso. La regia, Fatto bene, responsor regia in diretta dice. Allora, lo stadio è... Aspettate un secondo. No, tranquillo, tanto abbiamo i tempi televisivi e noi non ce li abbiamo, perciò. No, intanto ne penso già ad un altro Ecco. nel frattempo, nel dubbio. No, non riesco a trovare il nome. Aspetta, tanto tempi televisivi qua non ne abbiamo noi, non è che è un problema. Adesso non noi. Io faccio No, il perché contrario. devo pensare, non mi vengono in mente molte squadre. No, allora, quello del Milan Futuro in realtà gioca al Giannetti, dovrebbe giocare, se non sbaglio, no? No, Vabbè, gioca a comunque- Chinetti. Al Chinetti, scusa. Badu, se no, quello della Folgore, lo Sport Italia Village. Boh, a posto, dai, va Ci bene. siamo tolti ogni dubbio. Buona, Dai, che boh. per la Sport Italia Arena, però buona, perché sennò costa un'ora. E invece, quali sono i capocannonieri della Serie D, Girone B con 7 reti? Chessa, Vai, me ne mancano 2. Ningue, se non sbaglio, della Casatese. No, mi spiace. No, Errore. errore. Niente. Di Cerchio. No, sbagliato. Questa male, male. Perché ero rimasto a Chessa, non l'ho più guardata aggiornata. Questa è X, però adesso ti giochi la possibilità. Chi sono? Ricordamelo, Colombo però. e Bonse, Castelli e Bonseri, scusa. Ah, è vero. Ora ti giochi la possibilità di battere Darian, il cannibale, e secondo me ci riesci. Perché dall'inizio stagione sono 3 gli assist, ma se ti chiedo a chi sono gli assist, Ah, ce li ho, Eh. facile. Questi facile. Ne ho fatti 2 a Cannibale, al mio amico Cannibale. Uno a, come si dice? E uno a Lucas Mavromatis. ecco, bravo, giusto. La difficoltà era proprio il cognome, perché poi avessi detto solo Luca si diceva che non andava bene. No, ma Lucas Mavromatis. Niente, Cioè, mi bravo. davi buono il Cannibale, però non Lucas. No, infatti. No, vabbè, il cannibale, però sappiamo tutti chi è il cannibale, non è un problema. Nel senso, l'ha Sì, spammato dappertutto. 6 su 7 comunque, non hai vinto nella bici, tanto quelle non ti servono, tu non hai problemi di quel No, tipo. no. Perciò, No, però, però la ha battuto- sfida interna, però ha battuto Rom, vinta. Sfida interna vinta, domani allo spogliatoio come arrivi? Con una carica diversa, sfida interna vinta. Sì, assolutamente. Vabbè, immagino. Prossimo turno Serie D Girone B invece. Breno Real Calepina, Caldiero Nova Sondrio, Casatese Merate Vogherese, Chievo Verona Varesina, Leon Castellanzese, Milan Futuro Brusaporto, Oltrepo Folgore Caratese, Scanzo Rosciate Pavia, Virtus Ciserano Bergamo, Villavalle. Inutile girarci intorno, andiamo a parlare della Folgore Caratese e di conseguenza io ti chiedo, contro il Chievo, che era un po' un'altra partita contro la vera big del girone, è arrivata una prova magari un po' al di sotto delle aspettative, è stata l'unica vera grande sconfitta dell'Oltrepo in questo inizio di stagione. E cosa invece vi aspettate dalla partita di domenica? Domenica ci giochiamo tanto perché ci teniamo tanto a continuare la striscia positiva di risultati, soprattutto anche perché in casa non vinciamo dalla prima di campionato. Abbiamo fatto tanti pareggi, però vincere in casa è una cosa importante soprattutto e molto bella, quindi ci manca tanto e soprattutto vogliamo fare bene contro una squadra che ha l'ambizione di vincere il campionato, quindi siamo carichi, la stiamo preparando bene, abbiamo lavorato tanto, stiamo lavorando tanto in settimane bene col mister. Conosciamo i giocatori perché ha giocatori di livello, quindi sappiamo che dobbiamo stare attenti, concedergli poco e poi il resto dobbiamo riuscire a sfruttare al meglio le nostre caratteristiche, di tutti senza avere paura. E invece poi ti chiedo Assolutamente. se l'Oltrepo adesso ha 18 punti, mancano 4 per quelle che è il giro di boa e ti chiedo se firmeresti ad oggi per girare con altri 4 punti e presentarti al derby contro la Vogherese il 4 gennaio con 22 in classifica. No, non firmerei. Oh. Tu dici 4 punti in 4 partite? Sì, No, non se firmerei. l'Oltrepo ne fa 2 è tanto. Dice oggi Nicola Madursi. Dopo questa affermazione No, dice non oggi- firmerei perché siamo in un momento di fiducia, so di quello di cui siamo capaci e l'obiettivo è sempre vincere ogni partita. Nonostante l'obiettivo magari della squadra sia la salvezza, noi vogliamo vincere ogni partita
quindi è meglio non accontentarsi. La nostra mentalità che ci ha portato a fare bene fino adesso è appunto questa, cioè entrare sempre in campo per provare a vincerla. Poi è ovvio che non si può fare in tutte le partite, però l'obiettivo è sempre quello, quindi non firmerei per 4 punti in 4 partite, assolutamente. In realtà è una gran risposta, e poi a parte lo scherzo, perciò ci sta, perché poi Sì, sì, effettivamente sì. anche le partite che aspettano poi in realtà sono Villavalle, Brusaporto, Folgore che sono difficili, c'è anche la Nuova Sondrio che è una partita da vincere a tutti i costi se poi la squadra effettivamente vuole arrivare alla salvezza. Detto questo, io posso salutarti definitivamente, dirti che poi ci vediamo domani, in realtà non è che ci vediamo chissà tra Va quanto, bene, esatto. e ti auguro una buona serata invece, Gabri, buona serata. Grazie mille, Badu, a te, buona serata. Ciao ciao, buona Ciao a serata, buona tutti. serata. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Apprezzo che la professionalità è andata a farsi benedire quando mi ha chiamato 2 volte Badu. Ma che Il c'è? giornalista. E tu l'hai chiamato Gabri, però, cioè, l'hai Vabbè, ma sbloccato tu. anche, l'hai però sbloccato anche tu. Maspero tipo l'ho chiamato Ale. Certo. Beh, infatti, ma perché io do del super tuo a tutti, do. Io. come il famoso dare del tuo al pallone, tu lo dai il tuo pallone. Ma oltre a darlo il tuo al pallone, perché anche col pallone in realtà. Ah, Dobbiamo fare il calcetto, invece calcetto squadre miste, ospiti BPTV contro regia BPTV. Cioè, tu fai i tuoi 5, io faccio i miei 5. Ah, tipo noi facciamo i presidenti. Sì. Cioè, ma noi giochiamo anche, cioè, certo, 4, sì, perciò sì. noi altri 4, tu ne porti 4. Però calcetto a 5 non è il mio. Non ne dici, è il mio è il forte. 5 perdi. Meglio 7, meglio 7. Dove ritroviamo 6 a testa? No, esatto, che diventano. E poi dove lo organizziamo? Perché poi vengono da tutta la Lombardia e anche oltre. Sì, sarebbe da ragionare. Però bello, però Sì. sarebbe una bella idea. Poi se Comunque, qualcuno vuole partecipare, siamo in debito della classifica il GNB, perché poi prima di introdurre l'ospite non abbiamo fatto. non l'abbiamo fatta la classifica. Non abbiamo guardato C'è la ragione, classifica, c'è facciamo ragione. un breve. C'è ragione, anche perché poi una breve la classifica immersion conduce a quello che è il nostro secondo focus, che comunque l'abbiamo preparato e Certo. andiamo a snoccionarlo. Chievo Verona 29, Folgore Caratese 27, Brusaporto 26, Casatese Mereate, scusatemi, 24, Milan Futuro Villavalle 20, Caldiero 19, Leone Oltrepò 18 con Oltrepò un punto di penalizzazione, Castellanzese Virtus Cisano Bergamo 17, Breno 15, Real Calepina 13, Scanzo Rosciate 12, Vogherese 11, Varesina e Pavia 10, Nuova Sondrio 5. Varesina e Pavia che sono le protagoniste del focus della Serie D Girone B. Partiamo da là, sceglie il regista. No, io ti direi partiamo dalla premessa che lunedì abbiamo dato allarme rosso infatti. a queste due squadre. Siamo andati a vedere, in realtà, a raccogliere qualche dato che non parla sicuramente, non dà sentenze e non dice la formula della verità, però comunque sono dei numeri, qualcosa sicuramente lo possono dire. Vuole dar credito all'allarme rosso del capo di tutto, nel senso. No, però dico, partiamo in realtà, dai, facciamo così, facciamo il focus prima sulla Varesina, sui punti persi. Sì, perché il dato che più sorprende secondo me in questo inizio di stagione Varesina, che effettivamente ha dei punti in meno, dei punti importanti in meno, è quello delle situazioni di vantaggio, perché sono ben 10 le lunghezze perse dalla squadra, quando poi effettivamente invece era in vantaggio. Con l'Oltrepò addirittura si ha una doppia chiave di lettura, perché era prima 1-0 avanti, poi l'ha recuperato sul 2-2, ha avuto una grande occasione anche per vincerla, in realtà poi l'ha persa 3-2 e lì sono 3 punti che sono andati. Col Brusaporto 2, col Pavia 2 in una rimonta clamorosa negli ultimi istanti, una partita che ormai sembrava scritta. Con la Castellanzese altri 3 rimonta nel secondo tempo, poi alla fine vai a vedere la classifica, se aggiungi 10 punti alla Varesina ad oggi sarebbero 20, è vero che non esiste una squadra che tutte le volte va in vantaggio poi vince, però anche se ne prendi solo 5 di questi 10 siamo in una squadra. sì, no, ma con 10 punti in più sarebbe proprio la sua classifica, perché comunque 20 punti è vero, sarebbe un po' indietro rispetto, un po' tanto indietro rispetto al Chievo, alla Folgore o anche qualcosa indietro un po' troppo alla Casatese, però sarebbe un campionato in linea, magari un pelo non a livello, ma comunque in linea. Invece se ci trasferiamo al Pavia, qual è il motivo per cui il Pavia al momento sta raccogliendo molto meno di quello che si aspettava? Secondo BPTV possono essere anche i primi tempi un po' horror, perché la squadra 5 volte si è trovata al 20° già sotto di una rete, e poi sono tutte 5 partite che è andata a perdere, soprattutto poi anche alcune con punteggi abbastanza pirotecnici, perché col Caldiero 3-0, col Breno 5-2, con l'Area Calepina 3-1, col gol della bandiera finale, col Brusaporto partita simile 3-1 con gol nel finale. E invece 6 le volte in cui addirittura in svantaggio a fine primo tempo, perciò diciamo che l'inizio di gara del Pavia
è davvero da rivedere, ma soprattutto perché poi nel secondo spesso arriva la reazione, ma o è tardiva o il match è già così tanto diciamo messo sulle ruote negative del binario che poi effettivamente non si può fare poco o nulla, e infatti sono 6 le volte in svantaggio a fine primo tempo. Si aggiunge quello con la Varesina, in quel caso poi si è riuscita a recuperare la partita come abbiamo detto prima con un recupero incredibile, ma complice anche secondo me un momento la Varesina effettivamente difficile. Qualsiasi altro avversario credo non avrebbe portato la squadra a recuperare questo svantaggio in questo caso. Anche perché, Nicola, ti aggiungo, poi prendendo poi quello che un po' può essere la situazione interna, sai, anche dello spogliatoio, delle energie positive e negative, tu affronti la settimana comunque cercando di recuperare le quanto più energie possibili positive per andare ad affrontare la partita della domenica, uscire da un momento di difficoltà e magari cercare di migliorare un po' la situazione, e 5 volte subisci un gol nei primi 20 minuti e lì chiaramente poi le energie positive, nervose chiamiamole, anche, poi vanno un pochino più a mancare, sì. sale un po' più di più il nervoso, e poi 6 volte in svantaggio a fine primo tempo, sei in una situazione di difficoltà, se poi ti ritrovi sempre anche in salita a rincorrere, diventa difficile. La maggior parte non erano con mister Filippini, erano quasi tutte con mister Bellinzaghi. Mi chiedo, mister Bellinzaghi poverino, in fine primo tempo cosa si trovava a dire nello spogliatoio a una certa iniziava magari anche un po' a spazientirsi, e l'avrei capito, anche perché mister tendenzialmente si spazientiscono un po' prima di andare alla conclusione. Ricordo come sempre che la puntata in diretta poi in futuro e nei prossimi giorni sul canale 809 di Sky e 244 del digitale terrestre, ma voglio chiedere al mio regista di fiducia Jacopo, se tu ora ho 2 domande, una che è totalmente fantacalcio, una invece che è un po' più seria. La prima, che è quella un po' più seria, ce lo chiediamo sempre ma non ci siamo chiesti a questo giro: quale partita tu andresti a vedere? Partiamo dal girone B, ecco, bravo. Allora, mettiamo il turno così almeno che Sì, possiamo tutti. Allora, ti dico che nel girone B mi stuzzica così a primo impatto in realtà 2 partite, perché per 2 motivi. Chievo-Verona, Varesina, perché per la legge dei grandi numeri secondo me la Varesina prima o poi la deve portare a casa. Qualcosa lo deve portare a casa. E quale miglior partita contro la squadra più forte, se così vogliamo, una delle 2 più forti del campionato. La classica partita che si prepara da sola, possiamo anche bravissimo, sai, magari può essere quella scintilla che poi ti lancia definitivamente nella tua ripresa. E l'altra, Leon Castellanzese, secondo me, che sono 2 squadre di metà classifica che puntano magari a fare un campionato un po' più di quello che potrebbero fare, che hanno iniziato alla fine, c'hanno una buona classifica e sembra una partita per darsi una realtà, ecco, anche in questo campionato. E io invece in questo caso non super partes, comunque dico oltre Folgore e Caratese, perché secondo me per contenuti e anche per come so che sta vivendo la settimana squadra, secondo me è una partita che sarà sicuramente intensa. Anche ecco, Milan Futuro Brusaporto. No, allora, infatti è una gran partita Milan Futuro Brusaporto. La grande verità di questo anno, di questi 2 gironi, secondo me, è che ogni settimana oggettivamente ci sono delle belle partite con dietro una storia, con dietro dei momenti. Sì, raramente trovi quella partita che dici vabbè, quella diciamo materasso, ecco. Comunque dici, sai, non è che c'è una partita nel turno ogni volta, ce ne sono comunque 2, 3, 4, alcune volte addirittura tutto il turno rischia di essere vero. Di partite importanti. Complici anche i calendari magari. No, certo, però comunque non è scontato e banale. Secondo me se prendiamo altri gironi di Serie D magari questa cosa qua viene un po' meno. Girone D invece, vabbè, Pistoiese Pro Sesto la togliamo dalle scelte. Sarebbe una partita interessante, guarda, Pro Palazzolo Trevigliese, anche se per livelli magari potrebbe essere sottovalutata, ma sempre per quanto derby Brescia contro Bergamo e poi soprattutto perché la Pro Palazzolo, sempre per il discorso di quando deve dimostrare poi di aver fatto quello step in più, fa sempre un passo falso. La Trevigliese in realtà è una squadra che comunque i punti da qualche parte deve andare a farli, e sai, sono secondo me partite belle e divertenti. Tutte partite belle e divertenti. Io sono per Piacenza Sant'Angelo, perché bello. Per il Sant'Angelo è derby, non so se l'avevo detto anche lunedì, però per il Sant'Angelo è derby, e la cosa che spiace onestamente, e spiace soprattutto a tutti quelli di Sant'Angelo che io conosco, è che non possono andare perché hanno vietato la vendita dei biglietti ai non residenti in provincia di Piacenza. Praticamente possono andare 40 persone allo stadio,
in poche parole, perché solo i residenti della provincia di Piacenza, però vuol dire che neanche impegnarsi, ora non è che voglio fare una critica, ecco, però vuol dire neanche impegnarsi, perché poi effettivamente non è che in Piacenza è in una situazione in cui vanno 40.000 persone allo stadio, Certo. anche se ne ha la possibilità, perché comunque nel tempo l'ha dimostrato che sono sempre andate almeno, quando andava tutto bene, anche 20.000 persone. Certo. Però effettivamente è una situazione in cui se ne vanno 2, 3, massimo 4.000 in quando ci sono le grandi partite, si poteva fare uno sforzo per dare la possibilità a Sant'Angelo, che so che viveva questa partita con il cerchietto da inizio stagione, perché già l'anno scorso a Sant'Angelo in Coppa non gli era stato permesso ai tifosi di Piacenza in quel caso, che già ci può stare perché la tribuna di Sant'Angelo è un po' più piccolina e loro Certo. sono tanti, lo si può capire, però in questo caso che è un rettilineo letteralmente la curva ospiti del Garilli di Piacenza, fare uno sforzo, ecco, sarebbe stato carino, più che altro per i tifosi stessi, che poi alla fine la guarderanno lo stesso, la seguiranno lo stesso la partita, ma sicuramente l'avrebbero voluto fare. Ma poi quando dal c'è vivo. la possibilità di creare una bella atmosfera dal vivo all'interno dello stadio, infatti. secondo me bisognerebbe sempre remare in quella direzione. Però, Anche vabbè, perché poi chiaramente. il Sant'Angelo è gemellato con la Cremonese, perciò sarebbe stato logico molto distante, perché paradossalmente si passa addirittura a 3 categorie in questo istante, però sarebbe stato cioè una bella cornice, magari anche qualche tifoso della Cremonese si univa, cioè, sai, non si può mai sapere, logico, noi rimaniamo fermi a quello che succede in campo, ecco. Certo, Non andremo mai assolutamente. oltre, speriamo sempre non succeda nulla in qualsiasi campo del mondo, perché è quello che poi alla fine le forze dell'ordine servono, e anche l'intelligenza delle persone tendenzialmente. Però sarebbe stato bello poterli vedere tutti assieme, in un modo anche per ripescare i vecchi ricordi che furono di un Piacenza Cremonese, o di Cremonese Piacenza, che sono stati grandi derby per tanti anni. Detto questo, io posso dire di essere arrivato alla conclusione, stremato dopo questa oretta e 27. Jacopo, il mio regista, non so se è stremato anche lui. Sì, guarda, stanchissimo. Oggi poi abbiamo visto, mi sono messo lì a guardare i gol subiti del Piacenza, a fare i focus, i tagli dei video, insomma, mi dai troppo ti da... do troppo da fare. Sì, mi dai bisogna troppo da fare. bisogna andare a fare domanda su, non è colpa mia. Farò un reclamo ufficiale. Un penso. reclamo ufficiale. Dalla chat è arrivato qualcosa in corso di questa giornata? Sono arrivati un po' di messaggi per Franceschini. vabbè. Il più forte della Serie D, baciateli le mani. Quanto aspetta, è forte il DS. come si chiama l'account? Claudio De Dia. Ah no, ok, no, pensavo per un attimo E poi c'è pensavo... anche Simone Deputato. No, non li conosco, per un attimo ho detto un attimo in squadra lo troviamo, e invece no. E qualcuno addirittura diceva che per avere un'intervista di un giocatore di così alto livello avremmo dovuto pagarlo. Ah, pure, come se non bastasse. Esatto, siamo presi anche dei tirchi. Nonostante cioè, me lo devo assorbire tutti i giorni in allenamento. devo pure anche questo. pagarlo per venire... Vabbè. Detto questo, io ringrazio chiunque ci segua come sempre. Ricordo, come ho detto prima, 809 di Sky e 244 di Digitale Terrestre, e soprattutto, come sempre, mi raccomando, iscriveteci, seguiteci su tutti i social, Instagram, Facebook, LinkedIn, noi siamo dappertutto. Dove tu cerchi Bepi TV c'è, e vi auguro a tutti buona serata.